Grazie, buongiorno a tutti. Vi è piaciuta la giornata oggi? Chi fa le medie? Alzi la mano. Bene, io ho bisogno di 2 assistenti. Vabbè, vieni tu là dietro, con la maglia verde. Un maschio e una femmina. Un maschio e una femmina, la femmina sta arrivando. E anche il maschio. Allora io ho bisogno che mi diate una mano, così spieghiamo anche a loro che non hanno fatto l'esercitazione direttamente cosa è successo, no? Allora intanto vi presentate, no? Tu come ti chiami? Israele. Classe? Prima A. E tu? Andrea. Anch'io prima A. Ah, della stessa classe, bene. E vi è piaciuta la giornata? Sì, molto. Sì. Bene, risposta esatta. Allora, adesso dobbiamo cercare di spiegare a chi non ha fatto l'esercitazione direttamente cosa è successo stamattina. Stamattina abbiamo fatto finta che succedesse una scossa di terremoto e poi un incendio. Molto bene, tu sei molto attento, ho visto io che sei attento. Allora, quando succede un terremoto e poi addirittura anche un incendio, cos'è che succede? Succede che c'è qualcuno che magari si fa male, no? Allora voi sapete cosa dovete fare quando c'è una scossa di terremoto, vero? Ve l'hanno spiegato. Metterci sui banchi e aspettare il suono più lungo della campanella per poi mettersi in fila e uscire. È giusto? Sì. Molto bene. Quindi quando c'è una scossa di terremoto ci si mette sotto i banchi e si aspetta che finisca la scossa. Dopodiché si esce. I primi che arrivano quando c'è un terremoto vero, chi sono? I vigili del fuoco? No, i carabinieri? No. Hai solo una risposta però. Dai, tu lo sai? L'assicurazione. L'assicurazione quella non arriva proprio perché così se uno si dimentica di fare denuncia magari non paga neanche. No dai, i soccorritori, i primi che arrivano chi sono? Dai, spara dai, non è mica un'interrogazione, sai? Gli alunni. Gli alunni escono, ma i soccorritori, i primi che arrivano? I professori. Prima c'era mi sembra fosse la protezione civile, poi sono arrivati. No, se succede per davvero, i primi che arrivano, secondo te? I carabinieri? I primi che arrivano sono i? Il fuoco. Dillo forte, era giusto. Vigili del fuoco. I pompieri arrivano per primi perché i pompieri stanno in caserma tutti i giorni dell'anno, anche il giorno di Natale, anche il giorno di Pasqua, di giorno e anche di notte, sabato, domenica. Allora, ci sono sempre, non sono sempre gli stessi, poi si danno i turni, però quando succede un'emergenza loro sono pronti immediatamente a salire sul camion ed andare dove serve. Dentro, no? Cosa fanno i pompieri? Prima di tutto controllano, entrano per la persona, quindi mettono in sicura l'area, cioè provano ad entrare per curare la persona. Molto bene, giusto? Sì. Se voi siete fuori ma qualcuno è rimasto dentro, vanno a tirar fuori quello che è rimasto sotto le macerie. È importante questo. Quando lo tirano fuori, e questo qua magari si è fatto male, è ferito, a chi lo consegnano? L'ambulanza, quelli pronto soccorso. Allora l'ambulanza è un oggetto, il pronto soccorso è un altro oggetto. I vigili del fuoco sono persone e quindi loro consegnano ad altre persone. I dottori. Ai sanitari, che ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli autisti, insomma, facciamo un applauso anche ai sanitari.